Qui sì, le panettone che avevo tagliato a Natale, lo tenuto via un cicinin e lo mangiato a San Bias, che era il 3 di febbraio. In questo masset, questa settimana qui era proprio piena, come tanti altri, anzi come tutte le settimane, di ricorrenze, di occasioni dove si può tirare fuori di proverbi dei metodi. Però in questo inizio di febbraio ce n'erano un paio sicuramente, ce ne sono stati un paio molto importanti. Al 2 di febbraio, il dì della Candelora o della Seriola, come si dice in milanese. Al 3 è il dì di San Bias, notoriamente patrono della gola, che molti ricordano con quel, chiamiamolo rito, insomma, quell'usanza di mangiare il panettone che era stato tagliato a Natale. Certo, il rito più importante è quello della benedizione della gola, che viene fatta normalmente nelle chiese con le candele benedette il giorno precedente, appunto al dì della Candelora. Quest'anno ovviamente per i motivi legati alle precauzioni sul distanziamento eccetera non sono state fatte le cose in presenza, però le candele sono state benedette, chi che voleva fare l'offerta in chiesa la portata qua, e San Bias, ciao, il va bene di stesso e mangia il panettone, una bella fetta di panettone, tengo da parte. Queste due giornate sono legate anch'esse a dei proverbi, dei modi di dire legati sempre al tempo atmosferico. Quello della Candelora è un proverbio che c'è praticamente in tutta Italia. Al dì della Candelora dell'inverno semafora, o alla Santa Candelora, come lo si vuole introdurre, dell'inverno semafora, ma se piove o tira vento, dell'inverno semodrento. Questo io l'ho detto con una cadenza che può essere veneta più o meno, ma c'è a Trieste, c'è nel Padovano, ma se voi guardate i vocabolari, le raccolte di proverbi anche su internet, e poi in Toscana, in Umbria, in Campania, in tutto il meridione, in Piemonte, cioè veramente è una festa, quella della Candelora, che poi in realtà dal punto di vista liturgico è la festa della presentazione del Signore al Tempio, diventata poi purificazione di Maria e poi col concilio tornata a quel significato originario appunto della presentazione di Gesù bambino al Tempio. I cherubini nel suo vocabolario, che noi citiamo spesso, quello pubblicato a metà dell'Ottocento, appunto parlando della Candelora, della Seriola, perché la sira, scritto con la Z, è la cera, alla Madonna della Seriola dell'inverno se infera, ma se sorta ven, che sendente più se ben. Ecco, questo non fa rima con piove o vento. Il Cherubini registra questa cosa, dice dall'inverno siamo fuori, ma punto a caso potremmo esserci dentro più, meglio ancora. Sono quei proverbi che dicono tutto e il contrario di tutto. D'altra parte anche San Biagio ha un proverbio che riguarda sempre il tempo, perché si dice che a San Bias ul frec le ras, cioè è pieno, può essere pieno nel senso che arriva al massimo, ma il massimo dovevano essere i 3 giorni della merla, se è vero che erano i 3 giorni più freddi, come avevamo già detto. Si può intendere che è arrivato al culmine e dopo c'è la discesa, però l'osservazione sarebbe sempre quella. Ma qui l'osservazione che facciamo noi è che torniamo al discorso che in questo periodo di questi mesi d'inverno, tra gennaio e febbraio, il tempo in realtà si sta leggermente mitigando e quindi ci sono ancora dei periodi di grosso freddo, ma comincia ad esserci i primi tepori. Ecco perché i proverbi che avevamo già elencato in gennaio, riguardanti i santi che sono detti mercandenef, che portano il freddo, e invece altri che portano un maggior tepore, una maggiore mitezza.
prendiamo sempre queste cose con simpatia, sapendo che erano osservazioni fatte in modo empirico su quello che avveniva, e che insomma ci possono ricordare comunque quando la gente, i contadini soprattutto, vivevano a stretto contatto con la natura, con la campagna, e quindi da queste osservazioni tiravano fuori i loro proverbi. Sti di chi forse avevi visto che quei cambiamenti in faccia, infatti un po' più ma di ma te fai crescere i barbissi, che io tiro fuori un altro mercoledì, ma vi fa venire la barba, mi fa venire i barbis, però questa è una cosa extra. Tornando ai santi, altro santa importante di questi giorni, al 5 è stata la Sant'Agata, patrona dei don, quindi fammi auguri un'altra volta, perché c'è pas tante occasioni di fare auguri a tutti i don che mi ascoltano, che sentono i nostri video, e poi in che altre due Santa Perpetua e Felicita, che di per sé nel calendario romano sarebbero festeggiate il 7 di marzo perché è il giorno del loro martirio, ma il calendario ambrosiano gli ricorda al 7 febbraio. Dunque, in questo inizio di febbraio, senza dimenticare il 1 febbraio, che è stato il ricordo del beato cardinale Andrea Carlo Ferrari, che fu arcivescovo di Milano. Questo non c'entra, diciamo, con i modi di dire, con i proverbi, ma con il ricordo di una persona molto importante, come è stato appunto il cardinale Ferrari. La riprenderemo in qualche video successivo, perché vorrei invece parlare di cose più legate magari all'attualità o comunque ad altri anniversari, ma non tanto legati ai modi di dire quanto appunto a dei personaggi o degli avvenimenti molto importanti. Se vedono dunque cosa de Perpetua e Felicita, se ricordo tutti che la Perpetua è il nome che Alessandro Manzoni che dà alla donna che fa che servisce, che fa il mestiere al Don Abbon di ogni promessi sposi, e infatti da lì dopo il nome di Perpetua che andà a tutti quei don che hanno fatto il servizio qui. I nostri vecchi dicevano quella che la fa la serva del prete, termine un po' non molto gentile, insomma. Certo, serva nel senso che faceva era servizio, ma domestica, collaboratrice domestica diremmo oggi, quelle persone, quelle donne che appunto che erano a servizio dei sacerdoti. Quindi che posso fare gli auguri anche a tutti i don o anche agli uomini, insomma a tutte le persone che si prestano a fare questi servizi qui. E per concludere mi dici che se mangiamo una bella fetta di panettone a San Biaso, anche un altro santo, ne fa sempre bene, un tucchino per volta, insomma teniamo anche un po' di linea se fa per dire, e dopo poi manca le casse i barbis. Ciao a tutti!